Eccoci qua, voglio buonasera, siamo tornati sulla nostra piattaforma preferita, ma non è vero perché non è la nostra piattaforma, perlomeno non è la mia preferita, anzi, a me è Facebook la mia piattaforma preferita, diciamo. Però voglio dire, siamo tornati a casa, nel senso che su YouTube le live è come se uno stesse a casa solo, no? Diciamocelo, anche se io credo che tra poco, cioè già Facebook oramai ha preso il sopravvento anche a livello di dirette, perché oramai, come ben sapete, io ho iniziato a fare dirette coppa a Facebook da 2 settimane oramai, già ne ho fatte due se non sbaglio. Perché voglio, e c'è sta poco da fa, poi siamo mocca, siamo cinque noi, no? Cioè, veramente, per carità, io ho sempre detto che ma fa piacere, pochi ma buoni, però non si può negare la cosa che su Facebook è una soddisfazione maggiore quando vedi tante persone in diretta, perché diciamo, voi sto facendo una cosa dove mi stanno vedendo tante persone, allora ci sta, non posso negare che c'è sta molta più soddisfazione, però su YouTube non mi piaceva lasciare così, mi sentivo un po' mi dispiaceva un po' lasciare poi la diretta di YouTube, è una diretta alla quale sono veramente sono affezionato, perché magari ne siamo più pochi, perché ne siamo veramente più pochi. Io, ma ne siamo molto, veramente stiamo scassando a livello proprio di record negativo, però di solito ne siamo sempre una cinquantina di solito, e forse mi piace pensare che siamo sempre gli stessi. Non è che mi piace pensarlo, è vero, perché una folta parte di questi 50 siamo sempre gli stessi che facciamo, stiamo là in diretta il lunedì, il martedì, il mercoledì, poi non si è capito niente di più, ultimamente non si era capito più niente perché la diretta la stavamo facendo di martedì, mercoledì, ma mo si sta capendo proprio niente di più veramente, perché oggi è venerdì e di solito il venerdì non l'abbiamo mai fatta diretta in coppa a YouTube, però purtroppo è stato questo fatto che io sto cercando di trovare un equilibrio, nel senso che vorrei, ma anzi forse già l'ho fatto, spostare la diretta del lunedì, che è questa qua che noi facciamo su YouTube, spostarla su Facebook e prendere questa diretta di YouTube e spostarla a un altro giorno della settimana. Oggi è capitato di venerdì, ma io vorrei farla tipo il mercoledì o il giovedì. Muoveremo poco, anzi, ditemelo anche voi, anche se mo veramente siamo pochi, e poi essendo che l'ho fatta molto improvvisata questa diretta, non solo siamo poco, ma mi dispiace che non ci siano gli altri, che praticamente gli altri partecipanti, no, delle dirette, quelle là classiche, perché magari con loro mi sarebbe piaciuto proprio, cioè, tra di noi fare proprio un sondaggio e dicevo ok, io voglio una nit qua, è meglio che facciamo mercoledì, è meglio che facciamo giovedì. Vabbè, questo probabilmente stasera non si potrà fare, però l'importante è essere qui, alla fine magari me lo fa sapere anche dopo, no? Si va a verità sta diretta, me lo scrivete nei commenti, ecco. Vabbè, detto questo, come annunciato nel video, non so chi se l'ha visto sto video, no, ma mi piace perché mentre sto facendo questa diretta mi sento un po' veramente, guarda, pare una struzza, cioè incredibile come cambiano i tempi, perché mi sento un po' non invecchiato, ma sento, cioè, ma pare una cosa vecchia, nonostante siano alla fine solo 2 settimane che non faccio la diretta su YouTube, ma mi pare di fare una cosa vecchia, una cosa proprio antica. Quando poi tu pure là hai sempre fatto così a dire, però abituato con Facebook, mo che veramente voglio c'è sta poca fa, su Facebook ci inghiottisce, inghiotte, non so come si dice, e cioè, boh, mi pare un metodo arcaico, questo qua primitivo di fare la diretta rispetto a quella di Facebook, che mi arriva pure, non lo so, è che sin da vita sono stimoli, allora sai che la facciamo in diretta no, a Facebook ti dà uno stimolo, non che questo non me lo dica, perché sa che sono in diretta, è stato lui, ma state a sentire, però quella su Facebook ti mette una cosa buona, perché tu vedi che praticamente salgono gli spettatori sempre di più, dopo che tu ti colleghi, e arrivano a 1000, 1200, 900, sono numeri assurdi, che dici, ma come mi stanno a sentire 900 persone che avvicina, 1000 persone che avvicina, allora ti pare che stai facendo, non so, una cosa importante, ma alla fine stai facendo un cazzo, però sembra che tu, sai, è piacevole sapere che ti stanno a sentire tante persone. Mo si dice 7, allora dico, ma proprio da così a così c'è una differenza enorme. Ma questo è spiegabile perché
perché purtroppo, questo è un discorso che qualche volta ho fatto, no? Sulle dirette di YouTube, praticamente Facebook tende a nascondere i link esterni diciamo di altri siti, e quindi YouTube è un altro sito, e purtroppo tiene una cazzim Facebook che purtroppo o è cose fai sulla sua piattaforma, come caricare video, come fare le dirette, oppure altri colli di cazzi, oppure ti taglia fuori, tende a tagliarti fuori. Quindi da lì in poi diciamo che YouTube ci ha perso tanto, e infatti questo è un dato di fatto, no? Perché come ben vedete veramente ora ne siamo 24, 26, 20, 30, quando si, ma a che storia si stia facendo diretta a Facebook erano probabilmente 1000, per farvi capire proprio la potenza di Facebook che tiene, è una cosa assurda, veramente. Leggevo anche un articolo moca, praticamente Facebook cioè, s'ha magnato pure il giornalismo, diciamo, perché tu una notizia oggi, se ci fai caso, la leggi in coppa a Facebook, cioè non vai più in coppa, sì, ci sta chi va in coppa mattino, va in coppa, però magari vedi il mattino te una pagina Facebook, e quindi alla fine condivide le sue notizie su Facebook, oramai tutti fanno così. Detto fatto questa mia, diciamo, inizio così, voglio salutare chi si volevo far salutare, ovviamente, che come al solito non manca mai. E qua, per esempio, un lato positivo di YouTube è che tu i saluti e può fare tranquillamente, perché magari che ne potete essere 10, 20, 30, 40 che vi volete far salutare, e si può fare. In coppa a Facebook non si capisce un cazzo, perché tutto quanto salutami, 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 e tu non puoi salutare tutto quanto, perché ti arrivano 1000, 1200 comment, e tu si sta perdendo il tempo a salutare tutto quanto, non la finiresti più, sarebbe una cosa impossibile. Vabbè, saluto Maria Cristina Oliva, grandissima voglio, che io credo che sia qua in diretta, perlomeno me lo auguro, ed è parecchio. Lei è una fedelissima proprio delle dirette di YouTube, vedi, questo è anche il piacere di fare la diretta su YouTube, perché sai che tu puoi salutare chi sai che ti segue sempre. Maria Cristina era una di quelle che mi segue sempre su YouTube, però su Facebook era penalizzata, perché io e bot non è, ragazzi, leggere i commenti suoi, perché era una cosa molto impossibile. Allora, sto chiedendo a chi mi ha chiesto di salutarlo, mo subito. Intanto però vi dico, vi anticipo, ma l'ha detto pure in un video che ho fatto prima per annunciare la diretta, che nella seconda parte, cioè fra una ventina di minuti più o meno, c'è sta un compagno di che si chiama Pietro, che stasera ho invitato in questa diretta. Isso poi è un amico mica di Facebook, però ho avuto anche modo di conoscerlo fortunatamente più o meno un anno fa, non lo so, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, 2 anni forse. E Pietro è un figlio bucchinato, nel senso che se ne intende molto di telefoni, di robe. Poi dice, ma a noi che ce ne fotte? C'ero, ma perché? Cioè, perché a me me ne fotte, nel senso che io ho avuto un periodo che mi va a catto cellulare, mi hanno condiviso una faccio mie fotografie, la faccio vedere perché sono rimasto un attimo così, la faccio vedere pure a voi, non so se si vede, sta con uno comunque, ciao Darwin, perché veramente lo faccio contro il mio interesse, ma magari quando sono ciao Darwin, perché c'è sta madre natura che tiene un culo esagerato, e veramente non si può negarlo, mi dice se sta qualche ragazza là che dice guarda chi no, però guarda che culo, non si può negare. Comunque niente, saluto Carmine Franco, perché praticamente dice come si commenta. Carmine, tu dovresti, e questo è vedi, un altro dei problemi della diretta di YouTube, è che tu praticamente se non hai un account Gmail che praticamente ti fa sì che tu abbia anche un canale YouTube, cioè nel senso che tu fai l'account Gmail, automaticamente c'è anche l'account YouTube. Avendo l'account YouTube ci devi entrare, ci devi accedere, poi ti iscrivi al canale mio, e lì puoi commentare. Quindi è tutto su burdello che uno a gente oggi c'è solo un po' cazzi, dice quando facciamo roba già fa, poi sono 3 buttoni però oggigiorno noi ci facciamo pure i premere 3 buttoni e pure un cazzo ammonata è buona. E quindi per esempio in Facebook questo c'ha che tu fanno un commento, vedi a chi che sta in diretta, dice voluto, subito non c'ho niente, ci fanno un commento a chi. Invece qua su YouTube è un po' più così. Comunque saluto Alessio Lacco, e poi non so se ci sta più qualcuno che se lo fa salutare, io non ne vedo, forse è qua. Aspettate un attimo, mo mi collego pure, cioè mo vedo pure i commenti coppa, come si dice, coppa, cioè vado su YouTube e vedo chi ci sta in diretta, come sempre. Scusatemi un attimo, sono il Panama e Pier. Sì, no, perché voglio salutare prima quelli di Facebook. Ecco qua, tengo 5 commenti, no, sto faticando, saluto, mi disse buonissimo, solo fa salutare, vabbè, fa niente,
che è stata una da cosa vesuviana, non so cosa c'entra. Detto questo, andiamo su YouTube, andiamo a vedere chi ci sta in diretta, andiamo a vedere. Ecco qua, è partita la mia voce. Allora, saluto Gianni Omega, grandissimo, che lui con la sua frase tormentone, vedi, queste poi sono le cose che mi mancano della diretta YouTube, perché magari non riesco a leggerle durante quella di Facebook, e ti hai fatto bicchierini Manduria stasera, che è un classico, che sicuramente voi conoscerete, me lo auguro, nel senso che Gianni Omega mezza vodka, io ricetta che facendo un bicchierino di vino rosso di Manduria, un vino che si chiama così, che lui momento poi se questa cosa è uscito su fatto che io sono ubriacone e mi bevo il vino del rosso. Scusate, metto sotto carica il portatile, ecco qua. Ma io non mi bevo mai pensa la che la bottiglia qua. Comunque vado a salutare tutti quelli che sono in diretta qui: Antonio Iaccarino, Luca Curci, Gian Maria Cutolo, grandissimo, buonasera al Magico, c'era Magico, se mi piacesse fumare in realtà cioè, mai, cioè, nel senso che rombo cazzo, c'è schifo proprio i mag, nel senso che mi fa stare, cioè mi piacciono, però mi fa stare perché vedo fare il trucco che li allora dico fra, ma allora come hai fatto? A me mi dice, ma come hai fatto? Cioè, perché mi fa stare, non so, c'è una cosa proprio mag, però mi sarebbe piaciuto farlo, nel senso che perché un mag secondo me è proprio categoricamente, è proprio un figlio e bucchino, proprio, cioè, proprio un figlio e bucchino per antonomasia, secondo me è proprio mag, perché fa certi fatti che tu dici, ma che mi facciamo fa? Allora siano figli e bucchini, allora quella sua bucchinarietà a me mi è sempre piaciuto del mago, però poi nello stesso tempo schifo, perché non so come faccia a fare quelle cose che non mi spiego. Antonio Pellegrino, grandissimo, buonasera Cero, buonasera anche a tua madre Nunzia la Sarturella, che oramai conosciamo perché me la fai sempre salutare. Antonio Iaccarino, venduto ai telespettatori addirittura? No, assolutamente no, perché vedi sto qua, nonostante io provi veramente grande piacere. Scusa, ma metti in panni mi, vi regalo belle bottiglie, ma poi in diretta c'hanno un gusto maggiore, nel senso che a me per esempio delle visualizzazioni me ne importa sempre di meno, più vado avanti e meno me ne importa per quanto riguarda i video che li ha registrati, perché poi a un certo punto mi sono fatto un esame di coscienza e dice, ma io non mi posso basare per visualizzazioni perché mi rompo cazzo, perché poi se a me mi piace fare una cosa che magari so che non ha tante visualizzazioni, non mi posso privare di farla, perché che sta cosa qua secondo me non fa visualizzazioni, no, perché se poi là muore quella passione, muore quella cosa che uno ha e vuole fare, quindi a me le visualizzazioni non me ne importa, più vado avanti meno me ne importa, no, non me ne, meno me ne importa. Però in diretta è una capata, fra, è una capata quando il fatto che ti non so che persone, poi dopodiché svanisce in un attimo, perché per esempio mo non so manco quando ragazzi ne siete in diretta, ma non mi passo un cazzo, cioè io ho la stessa verba, ho la stessa voglia, no, di parlare, di variare, di leggere i commenti, alla fine non mi cambia niente, però non si può negare che c'è un certo fascino su quella di Facebook, che purtroppo si sta mangiando a tutto qua. Allora, buonasera a tutti, meglio di mercoledì. Meglio di mercoledì si riferisce alla... Sì, io la vorrei fare di mercoledì questa qua su YouTube, ribadisco e ripeto questa cosa che ho detto all'inizio. Allora, a me piacerebbe fare, e quasi sicuramente così sarà, di fare un appuntamento, cioè spostare la live del lunedì, quella che facciamo qui su YouTube fine a mo', di spostarla su Facebook, come sto facendo da poco tempo, e fare la diretta, fare un'altra diretta che si chiama, che c'è dietro un mercoledì, a diretta non lo so, e farla il mercoledì tipo su YouTube, quindi farne due, diciamo minimo, due appuntamenti con la diretta, uno su YouTube e un altro a Facebook. Questo mi piacerebbe fare due appuntamenti, uno più intimo per noi, comunque su Twitter che facciamo in diretta e oramai pariamo, ci conosciamo, cioè, ci piace stare insieme, no? Perlomeno un'oretta a settimana, e nada, invece mi appaio a Facebook e voilà. Comunque Deni Russo, Fabri, fa la perché in televisione non fa manco cazzo, in effetti non è male, il mercoledì è vero. Buonasera Cero, Maria Giovanna Russo, grande, Luca Pignadelli, Cero, buonasera, grandissimo, Paolo Senese, buonasera anche, buonasera a te, Marco dice mi saluti, è ovvio, Luca Pignadelli, Cero, mi devi scusare, volevo seguire le dirette visto che avevo più tempo libero, però ho fatto, calma, sei scassato il telefono, ma mi sto arrangiando con un telefono e merda. Vabbè, il telefono è merda, ma intanto ti fa commentare, ti fa stare qua con noi, e quindi non chiama a merda, perché sennò veramente poi ti lascia a piedi. Il diario di Maxer e Ambrix, si chiama così, io me lo ricordo, c'ha questo nome veramente è lungo quanto la tangenza, mannaggia lì per coppa la connessione in coppa a PS3 non va buono.
ma guardi, io quando leggo queste cose, talmente che sono vecchi, no? Che manco, cioè, so che la PS3 si collega a internet, ma ancora sono in aquel mondo che per me la PlayStation si occupa solamente e non si collega, pensa un po' alla mia vecchiamma, no? A cosa arriva, io non sono abituato a queste nuove cose. Vabbè, comunque, mi saluti Try Guy 56, grandissimo, veramente questo nome merda che tiene, Forza Napoli, Fiorenzo Dragone sempre, Fabio mi saluti, se no sei una casa che ti ho appena salutato, Maria Giovanna Russo, ma perché non fornisce prima i fai questi direttori fino a quando non fai scendere e poi fai questa è una cosa che ci ho pensato anch'io, traduco per i più, forse no, senza se capizza così, dice Maria Gianna Russo, ma perché non sei arrivato fino a 100? Perché questa è la 96esima, 97esima live, non mi ricordo, e poi da lì in poi comincia a fare dirette su Facebook. Guarda, ci ho pensato, in realtà però mo, al di là di questo, sono veramente sincero, quando dico che a me le dirette in coppa YouTube mi piacciono, e mi piacciono anche quelle su Facebook, e quindi a un certo punto dico, e qua bisogna abissare l'appuntamento, poi farne, diciamo, eliminarne uno non sarebbe giusto, perché mi piacciono tutte e due queste dirette qua. Ognuna ha la sua, ognuna ha il suo fascino e ha la sua cosa, capito? E quindi perché a me fondamentalmente mi va bene. Comunque Gaetano Montagno c'ha Cerro, ah scusatemi, oggi sto scaricando la batteria, mi sono scudato, ci fatta la cagata in lata. Aspetta. No, oggi mi sa spina, oggi mi sa a spina in da presa. Ciao puttana vergine, e quindi eccoci qua. Vabbè, dicevamo, la prima domanda, dice Luca Pignatelli, ma se è stato un viaggio sfida contro furore ad Amsterdam? Ma in realtà io ad Amsterdam, e l'ho anche detto qualche volta qua durante le dirette di YouTube, ce l'ho proposto quest'inverno di farla, perché praticamente vidi delle buone offerte a livello viaggio e dice, ma che facciamolo pure in inverno ogni tanto con sfide con furore, se non che costava un po' troppo, e quindi non ne valeva, diciamo, probabilmente non ne valeva la pena, diciamo, da parte sua, e non l'hanno fatto più. Però in estate Amsterdam non è proprio una meta estiva, nonostante secondo me sia bello andare lì in estate, però non è proprio da essere, cioè, in estate tu variano, no? Cioè, nel senso puoi andare a mare, e Amsterdam, nonostante ci sia il mare, però non è un mare allora a fu bagno, perché penso che l'oceano a livelli o meno è freddo, il mare del nord, no? Quindi penso che fai proprio un ghiacciolo e non ne vale la pena, perché ti asciacquano poche palle a stagione, dai, diciamocelo, cioè in dall'acqua capra, no? Comunque Lorenzo Calò, grandissimo, mo mi sono collegato a Bagnoli, da me manca l'acqua, secondo me Barbarossa ci farà un servizio lungo un'ora. No, più che altro mi dispiace sul fatto che manca l'acqua, perché diciamo secondo me tiene una scilla che veramente secondo me fermo proprio a Genovese stai facendo veramente sicuramente molto bene. No, però dico, fortunatamente il cango poi non si sentono gli odori, no? Quindi a te può fare pure a scelluciato, quindi no, questo è il lato positivo della tecnologia di internet, diciamo, no? Che non può avere dei rapporti interpersonali senza poi sentire gli odori di quella persona, nel caso in cui io qua non a te ci manca l'acqua, e quindi secondo me fiederà a capo vero, vabbè, ma io ti voglio bene, ti conosco Lorenzo Callo e comunque sabato Martino, c'è la prossima meta del tuo viaggio Mykonos, mi piacerebbe molto, Savio, veramente mi piacerebbe molto Mykonos, perché non ci sono mai stato, poi perché ne parlano bene, perché poi secondo me veramente noi siamo stati a Ibiza, siamo stati a Sharm, e poi se vogliamo rimanere in Europa ovviamente, perché poi ci vuole essere una cosa o altre mete, Mykonos non sarebbe male, ci ho pensato anch'io e spero che ci sia la possibilità di andare, perché comunque a Grecia, a parte a me mi piaceva assai, proprio, cioè, a me a Grecia, guarda, sì, ce la faccio in tutta la vita mia a visitare tutte le isole greche, mi facesse piacere, perché mi piaceva assai. A Grecia sono proprio particolarmente innamorato. Comunque vedremo, quest'estate vedremo, speriamo che facciamo una coccoparty, innanzitutto poi dove che Bermengaro è passa cane all'Icola, voglio dire, che poi comunque Miki TV, grandissimo Fabrizio, non abbandonare mai YouTube, sempre presente. No, io infatti non voglio abbandonare, perché poi nonostante io comunque un po' l'ho abbandonato YouTube, perché voi lo sapete, io i video comunque la maggior parte sto caricando in coppa a Facebook, no, ma quasi, cioè no, tutti li sto caricando su Facebook. Poi capita con parodie, con cose un po' più così, la carico anche su YouTube, ma prettamente i video oramai voglio caricano in coppa, almeno io li carico su Facebook, no? Però come si dice, YouTube sì,
su YouTube mi è rimasto questo fatto delle dirette, però mo pure Facebook ha mise in diretta, quindi veramente poi sarebbe stato un abbandonare definitivamente YouTube, e questo, e chissà, a me mi dispiace un po', perché comunque, sai, comunque romanticamente, cioè, comunque ha iniziato un po' a YouTube, quindi poi abbandonare completamente la piattaforma non sarebbe stato una cosa, mi sarebbe dispiaciuto più che altro, quindi perché no, rimaniamo un po' anche qua finché possiamo, no? Comunque Vincenzo Barbato, Fabio, buonasera, non lo so se l'hai mai, lo hai mai detto, ma come si fai? Una curiosità, anche se comunque diretto delle medie, si sarebbe il mio sogno vero, quello di fare il, no, del manga, no, che posso fare di cassa troppo passare, non sarebbe bello proprio fare il diretto dell'MD, a meno che chissero il diretto dell'MD in fatica proprio, e quindi andrebbe bene. No, io mi occupo di pubblicità, io chissà la gitto un sacco di volte, però vabbè, lo torno sempre a ripetere ogni volta, ma senza problemi. Allora, Luca Pignatelli, Fabio, un viaggio in da sanità, questo è veramente bellissimo, viaggi, ma viaggi che cose, viaggi di droga, secondo me, con tutto il rispetto, perché arrivavo la sanità, che pure a Pianusa, sta droga, dove abito io, Pianusa, quindi non è che, per carità. Allora, andiamo un po' indietro, perché a Giuseppe Tony Guy, scusa, Tony Guy, Try Guy, scusa, si chiama Tony Guy, ma era meglio Tony Guy, che perlomeno richiamavi a questo famoso barbiere napolitano che poi si è trasferito a Londra, la mega pizza sto. Scusa, c'è un nome di merda, ma non sono una casa caruta. Vabbè, questo non puoi dire, perché sicuramente sì, una casa caruta, perché se no non mi seguiresti. Vi ricordo, per chi si è collegato da poco, che fra poco si collega amico mio, Pietro, un intenditore di telefoni, che tra l'altro è veramente un guaglione, a parte un bravo ragazzo, lo conosco e mi fa piacere di averlo, vi dico che pudel che mi fa, perché cioè, io ho questa cosa di invitare lui, l'ho pensata a ieri, perché gli feci una domanda, perché io a chi su guaglione da sapere, che sempre un cazzo, perché, perché sai, lui è esperto di queste cose, allora gli chiedo sempre qualcosa inerente al telefono, inerente a qualcosa, e praticamente con una grande cortesia, no, mi risponde, mi delucida sui miei dubbi, e quindi mi ha fatto, vabbè, poi dopo vi racconto altre cose. Comunque, praticamente per fare questa diretta mi ha fatto una prova, se riusciva a fare la diretta lui da casa sua per via della connessione, a faccio ti prova un venerdì, 3 ore, nerva cazzo, riuscì a collegare, va bene, un bordello, alla fine siamo riusciti, e quindi a posto, fra poco si collega anche lui, e volevo dire, se avete qualche domanda da fare, ma guardi, io spero che ne abbiate, perché l'argomento telefonia a voto sarà usato, ma noi tutto quanto, guarda, mi è venuta addirittura una cosa in mente, un paragone che sembra ribaltato, ma secondo me non lo è come un meccanico. Allora, chi ne capisce di telefoni è come fosse un meccanico, perché diciamo che la macchina ha tutto quanto, tranne io. Però un telefonino lo teniamo veramente tutto quanto. E quindi uno che sappia, diciamo, telefoni, ecco, secondo me è il nuovo guru di questo periodo, diciamo, no? Questo periodo storico. Allora, ma questo detto di dove? Pietro è originario di Napoli, però ora vive a Cassino perché studia a Cassino, che Cassino è, penso che possa abitare, è a 100 km da Napoli e a 100 da Roma, cioè questa è vera, questa cosa. Si può dire, quale regione sta? Non tu, no, sta nel Lazio, sta proprio di poco sta nel Lazio, e quindi fra poco lo invito e si collega anche lui. Comunque vabbè, noi siamo qua e fra 2 minuti, anzi un video proprio mo, così si va a finire, mi scordo, e buonanotte. Allora andiamo a vedere innanzitutto. Allora, innanzitutto no, sono orrendo solo perché prima ha fatto un burdel, non riuscivo a invitarlo, quindi mo ci dovrei riuscire, no? Sto cercando di ricordarmi il procedimento per invitarlo, attenzione, eccolo qua, il procedimento me lo so ricordare, gli devo mandare questo link, eccolo qua, il link sta qua, benissimo, il link sta qua, non hai sbagliato sta voto, eccolo qua, mo ce lo mando. Valentina Catanzaro, cielo mi saluti, non posso seguire la diretta. Grande Valentina da Crotone, un'altra fedelissima delle nostre dirette qui su YouTube. La saluto volentieri perché lei, anche se magari non riesce a vedere la diretta, magari se la vede dopo, perché ovviamente, veramente per chi non lo sapesse, che è veramente una grande casa caruto, le dirette si registrano, cioè io per esempio lo sto facendo diretta, ma sta registrando questa diretta a YouTube, una delle cose buone che fai tu, vabbè, la fa anche Facebook, poi in pratica, cioè uno sa può preparare, poi, anche se comunque il fascino di vederla
in diretta è tutt'altra cosa rispetto a una cosa indifferita, però se uno se la perde può tranquillamente vederla dopo, domani, fra 2 giorni, fra un anno, quando ci spacci in pratica. Allora, Antonio Accarino, qualcuno mi ha domandato quanti anni ho e lui ha risposto 32, vedi, è proprio il fatto capite che uno si va bene, si conosce, vedi, voi sapete anche quanti anni magari a voi mi sacce proprio, nel senso che magari se voi mi sapete mi sacce proprio, questa è una cosa proprio paradossale, ma vera. Infatti poi da che ci figure in mezzo, perché magari parlo con qualcuno di voi che ci sentiamo sempre un po' a Facebook, un po' a però poi che mi sa non vi riconosco, cioè non so, cioè ci si fa scrivere i nomi in fronte, dai nomi poi io vi riconoscerei, ma dalle facce non posso riconoscere tutte le facce di tutti gli amici di Facebook e tutti gli amici di YouTube, ecco. Comunque, Antonio, poi, grandissimo Pietro, ci sei? Sì, eccomi qua. Lo sento e quindi Pietro ci sta perché lo sento. Solo quando vedi, aspetta un attimo, provvedo subito. Aspetta, voglio fare in modo che vedo anche. Non sia così belle, Pietro, che ti può vedere, però... Infatti, ci fosse stata una bella ragazza, magari al posto di invitare me sarebbe stato meglio. Ma ci sto pensando, sinceramente sto pensando, ma io purtroppo ne conosco poche di ragazze, essendo sposato, quindi ne conosco poche. Magari madre natura di Ciao Darwin, facci venire lei al posto mio, era meglio, no? Ma no, oggi sta la fotografia, non so se ti seguito all'inizio della diretta, ma hanno mandato una fotografia che è buona proprio. Sì, sì, stavo seguendo. Vabbè, raccontiamo un po' che cosa è successo per tentare di fare questa live, cioè quanti tentativi abbiamo dovuto fare. Ma io ti dico, vabbè, ci dico solamente che ci abbiamo messo un'ora, cioè abbiamo messo un'ora per cercare di fare questa cosa, più o meno. Pure di più secondo me, e comunque lo dico a voi che state seguendo la live, in pratica Cerrone mi dava il link sbagliato e quindi io cliccavo su quel link e non succedeva niente perché era il link sbagliato e mi diceva non sei autorizzato ad aprire questo video, ho creato un account diverso, sono entrato da un altro account, niente, non c'era modo di funzionare, alla fine ho detto qua stasera non la facciamo la live. Poi ho provato a farla io la live e ho visto che c'era un pulsante che Cerrone ignorava. No, Non sono mai aspetta, io ho sapito tutto quando oramai che io sono una casa Caruto, tu lo sai prima di me, diciamo, nel senso lo sai bene, perché ci sono stati episodi in cui ho dimostrato la mia casa Caruto, però sta pure a dicere che io avevo sempre seguito un iter per invitare le persone in diretta e qualche volta non si può negare che ci sono riuscito, perché qualche volta per ci sono puro riuscito. caso, secondo me, ci sei riuscito. Cioè... Forse per puro che non lo so, ma stavolta l'iter era diverso, è un iter esatto, però era diverso rispetto alla tipo. Quindi per voi questa è una novità, io non l'ero mai fatto prima di questo passaggio per invitare te, no? Era fatto un passaggio che mi riusciva pure, Comunque dai, vediamo pure i commenti, perché di solito quando io vedo le tue live da spettatore, quando inviti la persona poi si iniziano a perdere di vista i commenti, quindi vediamo un po' che stanno scrivendo. No, Anit casi simpatico. Grazie Luca. Questa è la mia prima diretta. Sono anche leggermente emozionato perché io queste live le ho sempre viste da spettatore, non era mai capitato che facessi una live su YouTube. Questa è la mia prima live in assoluto su YouTube. È normale che sia emozionato. È normale che sia emozionato, ma non per qualcosa, perché guarda, tu, io lo sai, no? E poi pure sono emozionato, perché sono 2 anni che faccio, tre volte pure quando, perlomeno i primi minuti, dopodiché poi credimi, sarà proprio un fatto che tu pare che stai parlando, perché poi tu stai parlando con me, non è video là di persone, nonostante ci siano, che stanno... 22 spettatori vedo adesso. Non so 22 se è aggiornato spettatori, questo dato, però. 22 spettatori, guarda, eravamo 30, poi si è venuto tu, Sono bro, venuto io e se ne sono andati gli spettatori. a Gitti era meglio madre natura, già Mannaggia, la prossima settimana devi apparare sto fatto, non è cosa. Cioè, se fai venire ma non so, come me e fa le live, poi le devi levare di mezzo proprio. no, voglio raccontare, io prima stavo quasi per raccontarlo, ma aspetta che viene Pietro in diretta, lo diciamo. Beh. Allora, volete sapere che io a Pietro l'ho proprio, me l'ha stuprato da un punto di vista, diciamo... Stuprato, addirittura. Da un punto di vista, diciamo, come si può dire, morale, no? Perché morale, cioè praticamente sono stato tipo, quando sono stato un anno che mi voleva accatto cellulare o anche di più. Mamma mia, non mi ci fa pensare. Ragazzi, non so quante volte ha cambiato idea. Ha cambiato così tante volte idea che a un certo punto ha ricominciato da capo i telefoni.
e diceva, ma questo è buono. Ho detto, ma vedi che questo qua già te l'avevo fatto vedere io, e hai detto che non ti piaceva perché teneva questa cosa che non andava bene. E dico, non ti ricordi? E gli dovevo mandare le screen della sua conversazione. Dovevo fargli vedere, vedi che tu di questo telefono hai detto, cioè, non ti piaceva. Veramente è stato veramente un parto secondo me era meno doloroso per far uscire il telefono a Cerrone. No, sono stato molto stressante perché da sapere che io nella mia casa carutaggine comunque sono molto pignolo e poi perché non mi andava, perché poi un telefono mi accattanavo ogni 3 anni probabilmente e quindi non mi andava di sbagliare telefono, capito? Era una cosa che non ci potevo pensare, che se va a spendere 300-400, vabbè, poi addirittura si parlava di iPhone, Mamma mia, pure con l'iPhone, quando è storia, ma quale è meglio, quale è peggio? L'iPhone 5 va bene. sì, no, perché poi, vabbè, che però poi c'è stato tutto un fatto, poi è stato bellissimo perché alla fine poi ho scelto questo qua, che voi avete visto un po' in diretta, l'ho fatto che è un Asus Selfie, che no, poi mi fai selfie perché mi passa anche un cazzo, ma l'ha già fatto lui, a quando tengo su telefono, non sono fissa, diciamo, di questi qua, proprio sfegatati, però mi piaceva perché c'aveva, a parte che è grande, e c'aveva il fatto che io non ci vedo tanto bene da lontano, cioè con i cazzi di telefono piccolino non ci vedo bene, non riesco a leggere. Questo qua invece ha uno schermo grande, piccicato come me e mi fa leggere bene. E poi c'aveva la fotocamera anteriore, correggimi se sbaglio, anteriore, no? Sì, sì, questo è anteriore e poi quella dietro è posteriore. Il caso vero, diciamo, Ah, 13 il flash, megapixel. E a me mi interessava molto questa qua con 13 megapixel perché io già ci vedevo lungo, ho passato a fare 3 dirette che ancora devono arrivare su Android per i telefonini Android. Quindi, però io a Gitraspit fammi pensare che quando arriverà sta cosa, io tengo un bello telefono che perlomeno faccio una diretta con i telefoni si vede buono, no? Si può vedere. c'ero comunque stanno Adesso. commentando, ci stanno un sacco. Allora, Gianni Omega scrive: Pietro, non ti emozionare, stai in famiglia tra ragazzi da due. Sì, lo so, io sono. Cerrone lo seguo veramente da un sacco di tempo. Vediamo se ci sta qualche altro commento rivolto a me. Deni Russo dice: Pietro, raccontaci un po' come funzionano i telefonini. Ma in che senso? Cioè, potrei iniziare adesso, finire domani. Sta variando sicuramente, sta variando. No, mi fa piacere il commento di Gianni Omega perché ti ha messo a tuo agio, perché è vero, poi ma è inutile, penso che già modo sia a tuo agio Sì, sì, rispetto infatti. a Luca così e così. Vignanelli, Pietro da manare in tilt e chi è una casa cadutesi, lo so che Cerrone è proprio è il re delle case cadute. Ma io ti facevo delle domande nelle specifiche che non sapevi idea, perché poi più andavo avanti, più non lo compravo, più mi documentavo e quindi più cacavo cazzi, che quella era la. Vediamo. Cerrone, e poi ci stanno altri commenti e questi sono rivolti a te. Quindi Non lo so, non lì, vediamo di questi commenti. Poi mi dispiace che per mezza mia poi non segui loro. no, Vittorio no, De ma non ti Rosa. preoccupare. Vittorio De Rosa, questo ragazzo mi sa che sta nel gruppo dove sto pure io, perché dice l'amministratore del gruppo. Per chi non lo sapesse, io sto in un gruppo su Facebook dove siamo tutti appassionati di tecnologia e seguiamo un signore che fa le recensioni dei telefoni. Questo qua che fa in pratica? Prende i telefoni, li prova per una settimana e poi fa un video su YouTube in cui dice tutti i pregi e difetti che ha trovato in questi telefoni. Poi non so, Cerro posso fare pure pubblicità al gruppo Ah no, Facebook. ma tu le fa perché questa è una cosa che è isolata dalla pubblicità, nel senso che uno dice, ah, boh, ma cioè, che è una cosa, io non so mo se il tuo gruppo è chiuso o è aperto a tutti quanti. Allora, il gruppo è chiuso, cioè chi vuole entrare deve fare la richiesta. Per il semplice fatto che se lo lasciassimo aperto inizierebbero a entrare bot, che sarebbero dei computer che postano link a raffica, pure Ah, persone che danno fastidio. Quindi per fare pure una moderazione efficace il gruppo deve essere chiuso. Quindi se ci sta qualcuno che inizia a insultare o inizia a mettere link ogni ora, noi dobbiamo eliminare questi utenti purtroppo. no, no, Cioè, fate bene, no? Perché per far capire l'utilità di questo, no? Per esempio, quando io ti facevo domande, tu pigliavi una fotografia magari di un telefonino che io avevo visto e tu lo mettevi sul gruppo e il tuo gruppo ti diceva le sì. caratteristiche, diceva cosa ne pensava e No, diceva, allora aspetta, per vedere le caratteristiche, queste cose qua, alla fine uno basta che va su internet, cerca caratteristiche di questo telefono e le trova immediatamente.
il gruppo è pensato sia, vabbè, ti ho detto, siamo tutti fan di questa persona in particolare, si chiama Andrea Galeazzi, e lo seguiamo perché ci piace il modo in cui fa le recensioni. E aspetta, c'è Romato, mi sono scordato che sto. Vedi, questo è bello della diretta, cioè ho iniziato un discorso e mi sono perso in quello che stavo a dire. Ah, boh, mai No, no, sì, faccio sempre. sì, mi sono ricordato, scusate. Allora, dicevo, nel gruppo si chiedono opinioni, magari se uno ha un telefono da qualche mese, io chiedo ragazzi chi era questo telefono, quella persona che sta nel gruppo dice guarda io ho questo telefono da 8 mesi e mi ha presentato questi problemi, perché sai qual è il problema? Che magari un telefono appena tu lo compri funziona bene, funziona tutto bene, poi inizi a installare Facebook, Messenger, WhatsApp, non so quanti di voi conoscono Telegram, è un'altra applicazione messaggistica, iniziano a installare tutte queste cose, Periscope, e il telefono inizia a funzionare male. Ora, se il telefono stava progettato bene, funziona bene pure quando lo carichi, cioè nel senso quando ci metti roba sopra. E invece se il telefono sta progettato male inizia a rallentarsi, tipo come il tuo vecchio telefono che non si riusciva nemmeno a mandare una foto col Bluetooth per quando era lento. Sì, 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 sì. No, no, appunto è come tu, cioè, è funzionalissimo lo scopo del gruppo vostro, capito? È veramente funzionale, Sì. perché ti apre gli occhi su un acquisto che potrebbe essere infelice, no? Sì, sì, perché di fatto tu vedi l'esperienza di altre persone, no? Magari ci sono altre persone che parlano del loro telefono dopo qualche giorno, mese che ce l'hanno e dicono io ho questo telefono, mi piace questo aspetto, non mi piace quest'altro. Oppure un'altra cosa interessante è che ci condividiamo le offerte di Amazon. Non so se hai visto l'altro giorno, quando è stato ieri o l'altro Sì. ieri. Sì. No, no, tra l'altro che la cosa ha visto pure che girava quell'offerta, cioè ha girato dopo che l'hai messa prima tu e poi dopo l'ho vista condivisa da qualcuno. Ah, sì, sì, perché poi sul gruppo ovviamente uno che scopre un'offerta Lambo, queste cose qua, subito la condivide, quindi poi noi altri del gruppo ci fiondiamo su quella cosa. Tipo tempo fa era successo che c'erano delle power bank, mi sembra 1 euro, 2 euro, poi vabbè hanno annullato gli ordini, quelli, non mi fate di parolacce di Amazon, hanno annullato gli ordini, no? Però in teoria se l'ordine fosse andato a buon fine avremmo avuto una power bank a 1 euro. No, a GIS che per intenditori perché io poi non so manco che regalavo, però boh, fa niente. Nel senso che ho visto che era buono, cioè qualcuno si interessava sotto a quel post che condiviso in Coppa Baghegami, c'è stato qualcuno che ci piaceva questo fatto, quindi sono... Allora, Luca Pignatelli mi ha chiesto che studio, io studio ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, una facoltà leggera proprio. Ah sì, vabbè, una Tra cosa virgolette, giusto, proprio. giusto per, giusto... Ironicamente sto dicendo leggera. No, dice Vittorio De Rossi, c'era un coppia di telefoni nella casa Caruto, più casa Caruto, la sfrava tu non è cosa tua. No, in Ah, no, realtà non scusate, è mi cosa hanno detto il nome del gruppo in tutto questo, perché infatti già il nome era, dice come si chiama il gruppo? Si chiama Quelli che stimano profondamente Andrea Galeazzi. Questo è ve lo ripeto, quelli tua. che stimano profondamente Andrea Galeazzi. Ho detto pure Un nome che un nome che non tende per nulla a idolatriare una no, persona, no. posso... No? No, poi vi avverto, nella foto di copertina ci sta questa persona che sarebbe Andrea Galeazzi, per chi non lo conoscesse, che ha un'aureola in testa, non è morto, non è santo, gli abbiamo messo l'aureola perché questo è molto paziente. Ora, non so quanti di voi lo conoscono, però lui nell'ambito della telefonia è una persona ben conosciuta, no? E quindi le persone sanno anche dove ha lo studio, dove lavora, e quindi spesso gli vanno a fare gli appostamenti sotto allo studio, aspettano che esca per farsi le foto, oppure gli citofonano. E quindi gli abbiamo messo l'aureola giusto per indicare la pazienza che ha con le persone che lo seguono, non perché pensiamo sia un santo o lo stiamo idolatrando. Ma dice Luca Pignatelli, troppo lungo il nome del gruppo, mi scoccio di scriverlo su Facebook. Ma andate pensata a No, vabbè, questo ma fattore. Cerro, tanto, cioè, se loro volessero iscriversi, magari lasciamo pure il link, non è un problema, ma poi, cioè, non è che noi stiamo cercando nuovi iscritti, quindi magari se una persona non è interessata dice ma chi me l'ha fatto fare, perché mi devo iscrivere da voi? Cioè, solo se siete interessati, si parla di telefonia, ci si aiuta, si fanno domande sui telefoni, se non vi interessa nessuno vi sta obbligando ad iscrivervi, questo sia chiaro. No.
No, ma assolutamente, no, ma assolutamente. Io, Cit, t'ho invitata, anzi, con l'occasione per spiegare a Gina Lungo, che si è collegata ora. Buonasera, mo sono arrivata, ma io su vogliono che parlo come Frank Matano addirittura, non so se... Addirittura. Vabbè, un complimento alla fine, perché Frank Matano fa Dipende perché anche Frank fa... Matano fa pure quelle vocine un po' strane, quindi bisogna vedere a quale parte di Frank Matano si sta riferendo. No, Frank Matano è simpatico, comunque sicuramente è simpatico pure come voce, c'ha una voce simpatica. No, volevo dire chi è, chi si è collegato mo, chi si fosse collegato. Pietro è un mio amico intenditore di telefonini, intenditore Va di bene, diciamo che sono un appassionato di cellulari, quindi si va ad mi interesso tanto. accattare un cellulare, si va ad accattare un cellulare, no, non potete fare a me di chiedere prima a Pietro se è un cellulare. Se è buono, Pietro ve lo dice senza nulla pretendere, senza e quindi perché no? Quindi vi presento un amico mio che se ne intende di queste cose. Poi mano a mano vi presenterò Però sempre mo nuovi iniziano a amici. fare tutte le domande. Comunque io vedo che il numero di spettatori si sta riducendo ulteriormente, quindi mi sa proprio No, vabbè, che... ma chi è così, c'è sta niente da fare, non dobbiamo farci condizionare da questa cosa, perché purtroppo è così, in coppa a fare YouTube è tutta una pasta, è tutta una musica, c'è sta poca fa. Ecco perché quello alla fine, io oggi ho fatto un discorso iniziale che non so se hai sentito, ma alla fine Sì. vedi, Facebook, o non vuoi, ma darà più soddisfazione da questo punto di vista, darà più soddisfazione. Hai capito? Ecco che iniziano le domande qua. Meglio S6 a 450 euro o S7 a 700 euro? Allora, da sparagnatore ti dico quello che costa di meno, no? Cioè, stiamo in una diretta di Cerrone, quindi quello che costa Eh, di meno devi prendere. ti impongo di dire quello di 450 Per euro. forza, cioè, non ti posso mai consigliare una cosa che costa di più in una live di uno sparagnatore seriale. Cioè. Cioè, ma sarebbe un paradosso, mo, che cioè, se tu dici 700, per esempio, magicamente potrebbe cadere la linea, cioè, capito per dire, te Anzi, lo io dico. direi prendi il telefono dell'MD, quello là in Gio, non mi ricordo come si chiama, 99 euro, che c'ha la cornice artigianale. Di zucchero, fatta di zucchero dell'MD. Tu pensi che il Comunque telefono... ci sta un utente che sta commentando in maniera ripetuta e dice: Cerro, quanti anni hai? Io 12, fai un freestyle. Però Amo, Cerro, freestyle no. no, assolutamente no, non farò il freestyle perché no, siamo nell'ambito giusto. Comunque tengo 33 anni, veramente potresti essere un mio figlio, Sì. Troni, Trai, Gaica, come ti chiami? Nadio, noi facciamo freestyle, mon ecco. Massimo D'Antonio, c'ero rispondo alla studiatura, sai che è 3 euro se fai il freestyle, no, è proprio una casa caduta, no, non l'avevo visto, dico la verità, non l'avevo visto, altrimenti l'avrei risposto prima. Anzi, scusami, non faccio un nome tu, purtroppo dico qua Try Guy, ma come cazzo ti chiama? Faccelo capire, perché questo non è un nome, magari Try Guy. Comunque, comunque Pietro, ci sei sempre, non sento più. Ci sono, sì. Se sta una domanda per te, io Gianni Omega, ci sono differenze sostanziali tra il Samsung 6 e l'S7, sincero Pietro però, eh? Vabbè, l'S7 è stato un miglioramento dell'S6, ad esempio hanno migliorato la batteria, quindi su S6 c'era il problema che la batteria durava poco, su S7 hanno risolto questo problema. Poi ci sta la memoria espandibile, mentre invece su S6 non ci stava, poi mi sembra che hanno messo più megapixel alla fotocamera, questo non mi ricordo preciso se ci sta pure questo miglioramento o no. E, comunque tieni conto che i Samsung in generale dopo un po' si svalutano, quindi se tu hai intenzione di comprare S7, non lo prendere appena uscito. Se tu aspetti già qualche mese, vedrai che tra qualche mese scende di prezzo. Poi, cioè, se vuoi proprio tutte le differenze, cioè, una per una, vai su... Ah, già, pure S7 è pure impermeabile, tra le altre cose. Comunque, se Guarda, vai... ho 16 anni su fatto, se c'è Eh, no, speriamo che non dice Pietro perché era l'unica informazione che ho carpito dalla pubblicità che sì, sta sì, è facendo. impermeabile. E comunque Eh, se tu vai su www.hdblog.it, in alto a destra ci sta un pulsante con scritto schede tecniche e se vai lì puoi selezionare quali telefoni confrontare e quindi ti fa vedere sia il prezzo sia le caratteristiche e tutto quanto. Sì, sì. sì, ok. No, perché poi la stronzata che ha fatto, mi permetto, perché poi sono diventata, tu puoi parlare una stronzata, ma poi
a motivo dei telefoni, sono diventato anche un poco esperto anche io, e ho capito che l'S5, il Samsung, era impermeabile. Sì, può Andava essere fino a stato un l'anno metro di scorso e poi l'hanno rimesso. dai. Perché Ma ti hanno penso che fatto una rendi stupata rendeva con l'S6. molto. Ma ce lo sai, che penso io, che quando una persona compra un telefono e ci spende pure un sacco di soldi, il fatto che sia impermeabile il telefono è una cosa in più. Ora, non dico che ci devi andare a fare la doccia insieme al telefono o lo devi immergere volontariamente dentro una bacinella d'acqua, però magari ti può capitare che il telefono inavvertitamente, magari hai visto quanta gente mangia col telefono a tavola? Io ne ho visti un Sì. sacco. E metti che all'improvviso si rovescia una bottiglia d'acqua sul telefono, no? Se il telefono è impermeabile, tu dici, vabbè, ho lavato il telefono. Se invece il telefono non è impermeabile, sono dolori, perché se va l'acqua dentro, cioè il telefono lo devi cambiare. Appunto è una bella funzione questa qua perché poi uno mica, cioè proprio perché possono capitare degli incidenti, no? Pure con la pioggia tu affini o qualche sicchiata d'acqua che a Napoli, qualche signore che ha tutto un sicchio d'acqua in capo, no? Potrebbe capitare. Quindi questa è la funzione dell'impermeabile, ma poi è pure lo sfizio ce la fa mocco e fa una ripresa sott'acqua, no? Perché Sì. no? Quando mai state Però a mare, no? tipo, pure i telefoni impermeabili conviene sempre usare, cioè se proprio li volete immergere volontariamente, immergeteli in acqua dolce, non in acqua salata, perché l'acqua salata crea più problemi al telefono e magari vi potrebbe creare anche problemi al jack delle cuffie. Quindi se voi vedete pure nelle note in piccolo, loro dicono che il telefono può stare immerso per mezz'ora in acqua dolce, che significa che non ci sta tanto sale dentro, perché il sale poi porta problemi al telefono. Poi ci sta un True Guy che ti chiede, fa una domanda e mi chiede che processore i5, i7 o i3. Allora bisogna fare una precisazione. I7 e i3 sono due famiglie di processori, però devi vedere anche il seriale che ci sta dopo il nome del processore, da cui capisci a quale generazione appartiene e lo specifico modello, perché in base a quella sigla vedi le caratteristiche e ci sono dei processori che si chiamano i7, cioè ci stanno più processori che hanno lo stesso nome i7, poi la sigla dopo cambia e in base a quella sigla ti posso dire che quel processore è buono oppure è vecchio. Tipo adesso i processori della Intel mi sembra stanno alla sesta generazione, eppure ci sono tanti computer e tu vedi, che ne so, i5 trattino, poi che ne so, ci sta 4006, non so, cioè l'ultima cifra l'ho sparata, comunque 4000 di sicuro, il 4 ci sta, e il 4 sta a indicare che è quarta generazione, quindi stiamo parlando di 2 generazioni fa. Quindi ci sta un sito che adesso non ricordo, magari dopo lasciamo il link sulla tua pagina, dove puoi fare il confronto tra tutti i processori di tutte le marche, quindi tu scrivi proprio la sigla precisa e ti vengono date proprio informazioni dettagliate su quello specifico processore. Non ci capito un cazzo che gate, però è sempre interessante. Sempre interessante scoprire questi occhi. Come passi Allora, fatto oggi capisci come Sabatino processori, va Baiano, bene. buonasera, scusate il ritardo. Ciao Sabatino, c'è un intruso nella live stasera, sono io, mi presento Pietro Ferraro, un amico di No, Fabio. Pietro è un grande, veramente un grande esperto. Anzi, Pietro, sa pure una domanda per te, Raffaele Esposito, io tengo l'Asus Zenfone 2 laser, pagato 169 euro e va una bomba. Cosa ne Sì, Asus pensi? fa Visto buoni il telefono telefoni. che noi vagliamo, questo, se non sbaglio, questo Asus, Certo, forse. ma noi abbiamo visto talmente di quei telefoni. Ma visto tutti i telefoni che erano in circolazione, Comunque, Cerro, in ormai non realtà. si parla più di MD, si parla di telefoni qui. No, vabbè, sì, perché vabbè, potremmo sempre rientrare con No, quel infatti telefono. dopo io rientrerei nell'argomento sparagno, perché ci sono dei metodi per riuscire a risparmiare qualcosina su Amazon, oppure per vedere se il prezzo di un prodotto di Amazon conviene o no in quel preciso momento. Comunque, evadiamo un attimo le domande. Allora, per chi non Vai, vuole... ce ne sono, ce ne sono. Per chi non... Scusate un attimo, ma i commenti scorrono, non so... Te la leggo io che ce l'ho qua sotto, questa qua, che secondo me stavi per lei. Gina Lungo, per chi non vuole spendere Sì. molto e avere un buon telefono, me lo consiglieresti il Huawei? Non vorrei spendere più di 180 euro e magari pure più poco. Huawei è una marca che fa buoni telefoni, però mi dovresti dire il modello a cui hai puntato, perché magari ci può stare qualche telefono a parità di prezzo che è migliore del telefono che hai visto tu.
Quindi Huawei come marca sì, te la consiglio, è buona, e considera che anche le infrastrutture di rete, cioè nel senso le antenne degli operatori, quelle grazie alle quali riesci a parlare al telefono, alcune di queste sono della Huawei. Quindi Huawei fa sia cellulari e si occupa anche di infrastrutture di rete, anche quello che tu non vedi. Allora, Pietro, mi devi dire se è meglio il Samsung G5 oppure iPhone 4S. E guarda, iPhone 4S, cioè stiamo parlando di un telefono veramente datato, quindi cioè io ti consiglio Però, comunque. però può fare live un po' a Facebook con l'iPhone 4, diciamo anche questo particolare. Vabbè, puoi fare le live su Facebook, però stiamo parlando di un telefono quando è uscito 3 anni fa, 4 anni fa, e No, quell'altro là è Samsung 5, cioè, non ricordo bene le caratteristiche, quindi magari alla fine della live mi contatti tramite messaggio privato, io ci sto su Facebook, Pietro Ferraro, penso che dalla faccia mi riconoscete, e controllo un attimo le caratteristiche di questo Samsung G5, perché sì, è vero che sono appassionato di telefoni, però non posso ricordarmi a memoria tutte le caratteristiche tecniche di tutti i telefoni esistenti, perché sennò uscirei pazzo. Vabbè, comunque è una bella sfida, c'è sta sempre questa sfida, vedo che c'è sempre questo dualismo Samsung e iPhone, comunque c'è sta poca fa, esisterà sempre questa. Sì, ma poi tieni conto che Samsung e iPhone, sebbene ci siano persone magari fan sfegatate di Samsung e dicono ah che schifo l'iPhone, oppure fan sfegatate di Samsung e dicono ah che schifo l'iPhone, alla fine Samsung e iPhone, cioè Samsung e Apple, scusa, sono molto più a braccetto di quanto possa sembrare. Cioè tieni conto che i processori degli iPhone sono Samsung, cioè almeno nei vecchi iPhone, ma adesso non ricordo se pure per gli iPhone 6 i processori glieli faccia Samsung, i display degli iPhone sono Samsung. Quindi, cioè, voglio dire, loro comunque sono partner commerciali. Se iPhone vende tanto, fa comodo pure a Samsung, perché Samsung gli produce i pezzi ad Apple. Quindi questo bisognerebbe capire, che loro si spartiscono comunque due belle fette di mercato e sono in qualche modo correlati tra di loro, non è che sono proprio concorrenti. Un po' come la Coca-Cola e la Pepsi, che si Esatto. contendono nel mercato, però grazie all'inserimento della Casado Cola sbaraglieremo anche queste due. Oh, c'è stata una domanda che fa Massimo D'Antoni da un po' di tempo. Pietro, mi dici se mi conviene prendere un PC fisso rigenerato e quanto potrei spendere? Allora, Porta- dimmi cosa intendi per PC fisso rigenerato, cioè intendi un computer di seconda mano oppure un computer che si era rotto, qualcun altro ha aggiustato e te lo sta rivendendo? Perché tieni conto anche che tu un computer volendo, oltre che comprarlo, potresti comprarti vari pezzi su internet, pure su Amazon o altri siti, eBay pure, compri i vari pezzi e te lo assembli tu. Quindi compri il case, che sarebbe la scatola esterna, compri la scheda madre, compri il processore, compri tutti i pezzi, lo assembli e sicuramente ci sta un risparmio rispetto al computer che tu compri in negozio. Cioè, quando compri oro cammunate buono, ovviamente ci sta il guadagno anche di quello che te l'ha assemblato e ha scelto i pezzi al posto tuo. Mi fa piacere che c'è questo interesse verso questo egoista, che io ero convinto che ci fossero state delle domande più specifiche, perché ognuno tiene sempre, oramai, è come un meccanico, l'ho detto all'inizio, cioè ora il computer trim tutto quanto, e abbiamo bisogno di persone che tu sia una specie di meccanico di questi telefonini, no? Allora, Luca Pignatelli ha detto un telefono fatto bene sotto i 200 euro. Ma cioè, in quella fascia di prezzo di 200 euro veramente ci sono un sacco di telefoni. Cioè, mi devi dire pure un po' quanto vuoi grande lo schermo, che cosa ci fai di solito, perché poi in base a queste cose io ti posso indirizzare verso un telefono o verso un altro. Xiaomi Mi 5 o S7? Questa è bella come domanda. Tu penso che non la conosci Xiaomi, vero? Infatti, guarda, tra tutti quelli che ho sbagliato, cose, questa è una marca che stranamente non conosco, sarà Sì, veramente una perché è una cosa. marca cinese, è una buona marca cinese che però non vende ufficialmente sul territorio italiano. Quindi ci sono degli importatori che prendono questi telefoni dalla Cina e li rivendono sul territorio italiano, però Xiaomi non c'è direttamente sul territorio italiano, quindi pure l'assistenza te la fanno questi rivenditori, non te la fa direttamente Xiaomi.
Vabbè, ma dice Luca, Pietro, a me basta che non esce e non si blocca il telefono. Questa è una cosa che... Guarda, se vuoi, cerca su YouTube Andrea Galeazzi 199 euro e ci sta un video che ha fatto appunto questo signore che io seguo che fa le recensioni, che fa un video confronto tra un po' di telefoni che costano 199 euro e che sono validi. Ci sta lo Zuc Z1, mi pare. E, ma comunque se ci vuoi spendere qualche cosa in più, pure cioè, a 300 euro ad esempio, forse qualcosa in meno, intorno ai 280 ci sta Honor 7 della Huawei, che è un signor telefono, secondo me. Poi, cioè, dipende se vuoi spendere... Io ho Redmi Note 3, sì, vabbè, Redmi Note 3, sì, cioè, rispetto alla... rispetto ai Samsung in quella fascia, cioè, se li mangia proprio. E Redmi Note 3 è un altro modello, sempre della Sony. Scusami Pietro, che sta su aglione che tra i gai, che non c'è come cazzo si chiama, che non no, credo che non si va a cuccare, sinceramente, buonanotte, tra i gai, che non so come ti chiami, non ce non devo dire a tutti i costi. Ah, comunque buonanotte, state bu. E no, approfitto pure per salutare perché mi sono scordata, ci ho fatto una di figure e merda, non so se stanno ancora seguendo. Roberta Tramontano e Silvia Tramontano, che non fa manit saluto, ma mi ha scordato, però meglio tardi che mai. Comunque vai Pietro, continuiamo. Sabatino Baiano, Allora, ma una macchina... sì, 97 Mare Chiaro dice prendi il P8, sì, il P8 è un ottimo telefono, sempre Huawei, Huawei P8 sì, è un ottimo telefono. Poi un sito dove si risparmia al posto di Amazon è gli stocchisti.it, non so, penso che lo conoscete pure voi, io ci ho comprato il mio telefono lì e hanno dei prezzi vantaggiosi. Il fatto è che spesso i telefoni non sono disponibili perché come sono disponibili come falchi le persone si buttano sui telefoni perché costano di meno rispetto a altri siti e quindi dovete essere veloci a ordinare. Ma una sì, marca di cellulare l'hai consigliato pure tu questo sito, gli stocchisti, però non lo andai a vedere, però me lo ricordo che me lo consigliasti tu. allora, ma una marca di cellulari pezzotto, Renda dice vuoi una marca di cellulari che sia pezzotta? Ma io ti sconsiglio di prendere marche di cellulari pezzotte e ti spiego anche qual è il problema. Non so, avete visto Android, no? Man mano escono nuove versioni di Android e i produttori vi mandano queste nuove versioni di Android e quindi ci sono nuove funzioni, i nuovi programmi magari non funzionano sulle vecchie versioni di Android. Se voi comprate un telefono pezzotto, magari ci risparmiate quei 100 euro quando lo comprate, quel telefono non riceverà mai aggiornamenti e quindi poi dopo un anno magari siete costretti a cambiarlo perché non è uscito l'aggiornamento, si rallenta, il produttore non vi dà alcun tipo di garanzia sotto quel punto di vista. Cioè, io consiglio sempre magari di prendere marche note, spendeteci pure, che ne so, quei 50 euro in più, però sono soldi che poi risparmiate nel tempo perché cambiate il Pietro, telefono. ma tu stai parlando cacca su una diretta, ti dimentichi che sei sulla diretta di colui Delle che case spara. cadute, Eh no, sì. è bravo, di sparagnoni come noi. No, ma fa ridere sul fatto che scrive Luca Pignatelli, scrive quanto costa il P8, no? Ma fa Ma ridere sul scusa, controlla su internet, io mica, mica so i prezzi in tempo reale. no, a parte su fatto aiuto, vero, capito? Non è che sa i prezzi, cioè Pietro gli può dare dei consigli un po' tecnici, no? Dal Ma punto di consigli comunque che magari leggo la scheda tecnica, vedo qualche video di come funziona e quindi poi mi faccio un'idea di quel telefono, però cioè, non è che sono una Wikipedia vivente dei telefoni che cioè, mi incontri per strada e dici hai visto questo telefono? Ma cioè, non è detto che io sappia, sappia la risposta. no, è vero, no, 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 non esagerare, a me peggio di me, che poi ti stuprano peggio di me, stuprato mentalmente per 2 anni, no, mi ricollego perché c'è sta Stefano Masi che ha scritto, si è collegato dopo che non sa di cosa stiamo parlando, allora riepilogo brevissimo, sto parlando con Pietro, un mio amico, che è un espertone di telefoni e queste cose qua, quindi stiamo parlando un po' del più e del meno dei telefoni che qualcuno si può pigliare e magari non sa le caratteristiche, non sa i prezzi, ne stava anche Pietro, quindi non No. chiediamo i prezzi. Stiamo Ma pure parlando un po' perché di i prezzi telefoni. cambiano, cioè se io vedo il prezzo di un telefono adesso, poi magari di tempo un mese questo telefono si è svalutato, no? Per esempio prendi LG G4, no? Questo telefono fino a qualche mese fa costava 400 euro
e l'altro ieri ho visto una pubblicità a 319 euro, quindi cioè, non potrei mai avere sotto mano tutti i prezzi di tutti i telefoni, come cambiano, cioè vedere pure come cambiano nel tempo. Sì, ma scusami, mo passa a manufattanato, no? Ma dice 97 mare chiaro, dice no, rimane da magna la zeppa. Allora mi ha fatto venire un dubbio, ma Domani perché sta se magna Giuseppe. rimane? Magna rimane la zeppa, troppo rimane, perché rimane la festa del papà già Domani domani. sta Giuseppe, sì, la festa del papà. Ma a Roma stiamo aspettando questo evento, diciamo, no? Guarda, io pensavo che era domenica, pensavo proprio a casa Caruso, ero convinto che era domenica. Ah, Vittorio De Rosa, ma questo ragazzo devo vedere chi è, perché ce ne sono troppe cose nel gruppo, lui penso che già sta nel gruppo. Fatti raccontare da Pietro il fatto del telefono a 2 euro. In pratica ci sta una rivista che si chiama Astro Consumo, che se ti abboni a questa rivista, dopo, mi sembra, dopo che ti hanno spedito 3 riviste, ti spediscono pure questo telefono e tu puoi disdire l'abbonamento che costa 2 euro, cioè tu paghi 2 euro per l'inizio dell'abbonamento, ti arriva il telefono e tu disdici l'abbonamento e quindi hai questo telefono a 2 euro, però questo telefono fa proprio schifo, cioè, nel gruppo a qualcuno è arrivato, hanno detto no, lo uso solo come lettore MP3 perché qualsiasi applicazione ci installo si blocca, quindi diciamo Aspetta, che come un telefono 2 euro, ma veramente 600. c'è Roma, tanto ci vale perché poi cioè, qua nessuno regala niente. Loro ti invogliano ad abbonarti alla loro rivista e come premio per il fatto che ti sei abbonato, dice tu per i primi 3 mesi ti abboni, paghi 2 euro per questi 3 mesi, mi sembra siano 3 mesi, e dice ti spediamo anche un telefono, lo smartphone di altro consumo. Tu poi puoi disdire l'abbonamento e il telefono resta tuo però cioè, è un telefono che tu paghi 2 euro e penso che tanto valga, cioè, io non l'ho visto, però uno nel Ah, boh, gruppo ma dice un non telefono ci di posso 2 euro fare già si fa... No, dico, ma un telefono di 2 euro già si fa 3 telefonate e poi lo butti. Cioè, già per me è quasi un affare, diciamo, no? sì, sì, è solo che non mi ricordo se bisogna spedire, scusa, una raccomandata per disdire l'abbonamento, non ricordo, perché alcuni dicevano che bastava una telefonata, altri invece dicevano che era necessario mandare la raccomandata, nel caso in cui c'è bisogno di mandare la raccomandata, cioè, a quel punto diventa pure una seccata. Perché sennò devi continuare a pagare questi 2 euro sul conto corrente, No, non lo no, so. magari 2 euro, se no, poi sono 8 euro al mese, mi pare. Poi controllate questi prezzi che vi sto dicendo perché potrei sbagliare. A Bochina in un modo è nata sempre come cazzo da a mettere un culo. Vabbè, ci sta sempre, sono specchietti per le allodole, no? Queste offerte acustica, come questo un Massimo culo. D'Antonio, Pietro ti do 100 euro, quale telefono mi porti? Ma guarda, io l'ho 100 euro, vado a fare una spesa all'MD per un mese e ti porto tante Ma casato, no, 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 ti vabbè, dai, porto una rispondi quota seriamente. azionaria, porto una quota azionaria della Lillo Spa, la società che gestisce l'MD per 100 euro, anzi, altro No, che... comunque rispondendo seriamente alla domanda, intorno ai 100 euro quasi quasi ti conviene un Windows Phone perché in quella fascia di prezzo gli Android non è che danno proprio il meglio di sé. Invece i Windows Phone magari sono leggermente inferiori per quanto riguarda il numero di applicazioni disponibili, però se ci devi spendere poco su un telefono, meglio che ti butti su un Windows Phone e non su Android di fascia bassa che magari dopo qualche mese ti inizia a dare mille problemi. A Buca, però Windows Phone voglio spezzare una lancia a sfavore della Windows Phone, perché veramente se per esempio Android le cose arrivano dopo, cioè su Factory dirette, no? Facciamo un esempio, Sì, sì. arriverà dopo la possibilità di fare le dirette sull'Android, ma ancora Windows Phone probabilmente non è proprio questo, cioè, nel senso che cioè, arrivano, sono proprio gli ultimi del carro, cioè l'ultima ruota Però, del ma sai qual è carro. il fatto? Se io sono sviluppatore, no? Sono uno che fa programmi e sono una startup, ad esempio, devo decidere per quali sistemi sviluppare la mia applicazione, no? E non ho la possibilità di sviluppare per tutti i sistemi. Che scelta faccio? Scelgo ovviamente il sistema che è più diffuso. Se Android ha più quote di Ovvio. mercato di Windows Phone, io per forza di cose, se ho un budget limitato, mi butto su Android anziché Windows Phone. È ovvio, è la dura legge del mercato che purtroppo è così. Chiunque ragionerebbe in questi termini, però fatto sta che
vedi, poi lo taglia però, cioè, che tu dici, ma chi cazzo Windows Phone, ecco. Ah, poi chi se l'ha accattato, manca a farla apposta, l'ha accattato cugino ma su Windows, cioè no, aspetta, ma non lo so se ce l'ha ancora, non se lo con lui. Infatti aveva proprio dei problemi su certe cose facili che lui non poteva fare, assolutamente, su telefoni. Quindi, vabbè, avere che semplice sparagnata, facci moglie accattata il telefono, proprio, che cazzo, almeno un 100 euro, siamo andati a fare, Cioè, alla fine con 200 euro si riescono a prendere un sacco di bei telefoni. Se scendi al di sotto ad esempio, intorno ai 200 euro ci sta il Moto G, che è un buon telefono sia la seconda generazione sia la terza generazione, sono buoni telefoni. Il Moto G ve lo consiglio come modello e marca. Allora, dopo quanto tempo, Mikey TV dice, Mikey, vabbè, dopo quanto tempo comprare gli iPhone dopo l'uscita? Su Apple c'è un discorso a parte da fare, perché loro fanno abbassare il prezzo molto molto piano. Quindi, ad esempio, basta vedere che adesso un iPhone 5 che è uscito un paio di anni fa, costa ancora 300 euro, mi pare. Quindi, cioè, gli Android si svalutano velocemente, invece gli iPhone devi cacciare i soldi per forza, non scappi. Infatti, no, infatti, su fatto che hai detto tu, mi ha fatto pensare, il fatto che si valutano presto, no? Questi, i Mm. Samsung, no? Stai dicendo? No, io dico gli Android in generale proprio, cioè Android può essere pure HTC, Motorola, Sony, Ma, beh, ma altri. soprattutto Samsung, perché io per esempio mo, non lo so se è un fatto mio, perché mo ci stavo dietro, tu ti ricordi, no? Volevo accattare Samsung 6, come si chiama? 6 S6. Edge, no? Cioè nemmeno non è passato un anno da quando è uscito il Samsung 7, non è passato un anno, No, il correggimi se Samsung S7 è stato presentato recentemente proprio. non era passato un Sì, è anno da pochissimo che è dall'uscita, uscito. non era passato un anno dall'uscita del Samsung 6, o mi sbaglio? Aspetta, forse non ho capito la domanda. Ho detto, ho visto che è uscito il Samsung 7, no? Però il Il Samsung S7 è da 6 pochissimo uscito. sono usciti tutte e due, nemmeno a differenza di un anno, o no? Adesso non ricordo le date esatte di uscita dei telefoni, però sì, comunque Samsung sforna molti telefoni a distanza di tempo ravvicinata, sì, probabile che sia stato l'anno scorso. È una politica differente, e mentre Apple sforna pochi telefoni, Samsung fa un sacco di telefoni, ci sta la serie Note, ci sta la serie S, mi sembra di aver letto che ora fanno pure la serie Z, quindi cioè, se escono nuovi telefoni continuamente e ovviamente tu fai uscire il nuovo telefono, il telefono della generazione precedente si abbassa il prezzo, cioè, è normale che succeda questo. Sì, però che ci facci? Cioè, che un po' fallo un po' più... Cioè, a così è proprio da... Cioè, io mo si per esempio mi ero pigliato Samsung 6, no? E dopo un po' mi usciva subito... Lei, secondo me è uscito subito. Cioè, è uscito proprio su un mese a roba, è uscito Samsung. Cioè, ti fanno proprio da una piapa culo. E a me capito che già la tecnologia ti prende per il culo perché... cioè, chissà da quanto tempo esistono i telefoni che fanno pure un caffè, magari, però non sono ancora in commercio. Sì, non sono ancora in commercio perché dice, ah, boh, ti preoccupa, accattati prima, arriviamo a Samsung 14 o iPhone 15 e poi facciamo che c'è un caffè e due telefono, no? Però non lo fanno ancora perché ti hanno fatto tu sangue, no? Ti devono far spendere i soldi tu. Mm. Però così mi sembra un po' esagerato. Cioè, che cazzo, nemmeno sono usciti tre Samsung in meno di un anno, ma che sangrami, ma da fanculo. Vabbè, ma Cioè, io sono sono scelte, contento. cioè, poi ovviamente il consumatore ha, cioè, loro fanno la loro scelta di far uscire tutti questi telefoni, mettono i prezzi che vogliono loro. Noi consumatori abbiamo l'arma che, cioè, se quel telefono per noi costa troppo, non lo prendiamo. Quindi non lo prendo io, non lo prendi tu, non lo prendi un altro. Loro per forza di cose dopo un po' di tempo dovranno cambiare politica se nessuno compra i loro telefoni perché magari pensano che Ma siano no, vabbè, ma poi io faccio poi un discorso personale, però alla fine poi ci sta comunque chi te ne sord e non se ne fotte proprio, e quindi diciamo, boh, io mi accatto 6, mi accatto 6 Edge, mi accatto 7, anzi, passa poco cazzo, e quindi sono figure. Quindi siamo noi che ci buttiamo, e magari se ci accattiamo un Samsung 6, poi, capito, ci rimaniamo male se esce 7 o 8, no, che ci muoia che cazzo, Comunque non ha fatto ci sono dei commenti anche per te qui, stanno no, non li scrivendo. vedo. Cerro, Alfan, chiamami leggi, Piette non Pulli li in vedo. diretta. Chiedono di chiamare a Come? Ti chiedono di telefonare Piette Pulli in diretta.
No, mi fa la chiamata prima, ma che il è mio cugino, per chi non lo sapesse ancora, che la dicendo la chiamata prima per un fatto diciamo, serio, poi senti proprio più, oggi senti direttamente l'uno, quindi no, assolutamente no. Crecca. No, no, leggili tu, perché non è vero, chi legge quando esce l'app dell'MD dice, ma già esiste, no? Speriamo presto. Allora, Cerrò a No, no, volte quello questo... Ah, no, vabbè, esiste. Vittorio De Rosa, questo è, è un membro del gruppo dove sto io. Cerrò a volte questo signore di cui parla Pietro, organizza delle colazioni a comitiva, se sparagna non da può perdere. Sì, è vero, perché lui periodicamente organizza degli, degli eventi in cui ti offre pure la colazione. In realtà non è che te la offre lui la colazione, di solito fa venire come ospite pure, ne so, un rappresentante di una marca di smartphone e questi rappresentanti della marca di smartphone, visto che loro, visto che comunque Andrea gli fa pubblicità a loro perché fa andare un sacco di gente alla colazione, loro in cambio offrono la colazione a tutti quanti. Tipo io l'ultima volta che ho partecipato a una di queste colazioni sono andato alla casa Microsoft a Milano e ci stava tanta roba da mangiare, cornetti, succo Ah, d'arancia. boh. Ma che faccio? Ma che fino a Milano mi fa offrire una colazione? Mi sembra un po' No, troppo. però vedi che ci sarà anche a Napoli, eh. Non hanno Ah, ancora comunicato la data, però ha detto che ci sarà una colazione a Napoli. facci sapere perché qua ci organizziamo, anche se siamo pochi stasera, però siamo 17-20 di noi, siamo a mangiare un grande cornet e un caffè gratis, come fu quando fu con la, non so se ti ricordi, o McDonald's fece questa iniziativa Ah sì, che sei per chi andato in andava. pigiama, mi pare. No, no, per chi andava in pigiama colazione gratis. Che poi io fui l'unico che andai nell'orario prestabilito e non mi posso mai scordare sta cosa, non per la colazione, andai per fare il video, però mi serviva la colazione per fare il video, io dovetti andare a comprarla al bar a fianco, perché erano finite, ho giuro un coppa a dì, perché erano finite le colazioni, ma come si può fare? Cioè, solo Sono tutte caserate come te, quindi ti hanno preceduto sul tempo e sono andati a sfruttare l'occasione della colazione gratis. ma da un lato sì, va bene che tu metti una cosa, quindi vengono orde di studenti, non lo so, di ragazzi che si vanno a piacere. Però cazzo, Ricky, no, McDonald's, tu sei una multinazionale, bocca chi destra no? Ma ti vuoi munire di tante colazioni, bocca chi destra cioè, sai che tu ti sei fatto sofferta, che chi si presenta con pigiama a una colazione gratis, ma perlomeno ma fatene una scorta di colazione, che cazzo? Perché è vero che hai tanta gente, però non è che c'erano Ma chissà. secondo me non avevano nemmeno previsto una tale affluenza. Aspetta un attimo, cosa Probabilmente. ne pensi del Samsung S7 e S7 Edge? Io personalmente non mi piacciono i telefoni con lo schermo curvo. Per due cose, sia per un fatto visivo non mi piace quel fatto che vedi sto schermo curvo e poi penso anche che sia più delicato il telefono con lo schermo curvo, cioè se ti dovesse cadere malaguratamente, dovesse cadere il telefono, la riparazione del telefono con lo schermo curvo Fatti ti una viene a costare. gattata, eh. Eh? No, ci fatti una gattata di palla nel frattempo, ma penso che se la sia Anche fatta. se mi sembra che l'S7 Edge abbia una batteria leggermente più capiente dell'S7, mi pare, controllate sempre perché vi ripeto, sono un appassionato, però non è che ricordo a memoria tutte le schede tecniche di tutti i telefoni. Come mi chiamo su Facebook? Mi chiamo Pietro Ferraro con la O finale. Cosa ne Sì, no, pensi delle... veramente, a parte, no, diciamolo che tu veramente, se poi qualcuno vuole fare, perché noi fra poco chiudiamo, no? Fra poco Mhm. veramente poi mangia io, perché sono le 11:10, ancora già mangiato, te l'ho detto prima, insomma, solo Sì, una no, io mela. invece ho pranzato, ho approfittato del fatto che la diretta l'ha iniziata prima di me, quindi nel frattempo io sono riuscito a cenare prima, prima dell'inizio della diretta. No, io no, perché tu lo sai, non ti sto a spiegare, cioè, già lo sai che mia moglie è venuta tardi e mi ha mangiato una mela, nonostante io non abbia proprio così tanta fame, cioè pensavo di non resistere, però diciamo che ho resistito bene, però voglio ricordare, veramente voglio sottolineare che tu ti chiami Pietro Ferraro e veramente se a te fa piacere veramente di farti aggiungere, no, su Facebook o farti iscrivere con cada domanda che magari c'è sfuggita o magari è un po' Ma più io, tecnica, un cioè, po' vi più... consiglio anche di venire nel gruppo perché io sono una persona, nel gruppo siamo più di 5.000 persone, quindi potete confrontarvi veramente con un sacco di persone. Poi ci stanno anche un sacco di persone di Napoli
tra parentesi, perché tempo fa ho fatto un sondaggio che chiedevo da quale regione scrivessero e in tanti mi hanno scritto che scrivevano dalla Campania e anche da Napoli, quindi magari potete fare anche amicizia con qualche altra persona che poi ve la ritrovate e magari abita al quartiere a fianco. Cioè, vi dico che io sul gruppo ho conosciuto delle persone di Cassino con cui poi ho stretto amicizia, quindi magari... No, bravi. Hai fatto bene a sottolineare questo motivo che magari inizia come una domanda, una cosa, però poi può sfociare in un'amicizia che poi alla fine vedi. Sì, ma perché poi sai che succede? Comunque alla fine, bene o male, siamo sempre gli stessi a commentare, a interagire, quindi si crea anche una sorta di amicizia virtuale tra i membri e poi grazie anche alle colazioni che organizza Andrea ci si incontra dal vivo e tu quindi interagisci dal vivo con persone con cui già hai interagito virtualmente, no? Tipo come è successo anche tra me e te, io alla fine con te come è andata? Abbiamo prima chattato su Facebook, poi ci siamo incontrati e cioè io ti sento come un amico reale, capito? Non è che ti sento solo come un amico, un'amicizia su Facebook. Cioè, questa è una grande cosa di internet, secondo me. No, Cioè, ma infatti lo dicemmo le quando amicizie lo reali. dicemmo, sì, no, ce lo dicemmo quando ci detto, ma boh, che diciamo che prima esisteva la vita reale, poi per buone è venuta la vita virtuale, dopodiché non ci dimentichiamo che comunque esiste sempre la vita reale e quindi se le due cose si intersecano è meglio, no? Nel senso che uno si conosce magari nella vita virtuale, però poi si va a conoscere in quella reale, quindi è sempre meglio. Però solo un Quindi attimo, ho visto che qui hanno fatto una domanda e dice la fotocamera solo 8 megapixel, quindi le foto vengono male. Ecco, qua, questo è un mito da sfatare. I megapixel sono uno specchietto per le allodole, cioè non vi dicono nulla sulla qualità della fotocamera. Cioè vi dicono semplicemente che quel telefono quando scatta la foto, la dimensione finale della fotografia sarà di 8 megapixel che cioè, vi dice solo la dimensione della fotografia, però se ad esempio quel sensore ha una sensibilità, ha una bassa sensibilità alla luce, voi scattate una foto al buio, questa foto esce quasi nera e però è 8 megapixel. Cosa ve ne siete fatti di quella, di quegli 8 megapixel? Poi ci sta l'apertura focale, cioè ci stanno tutta una serie di parametri che non hanno niente a che vedere con i megapixel, che sono però più importanti dei megapixel, perché cioè, se voi scattate una foto da 16 megapixel, magari ci potete stampare un poster, però a patto che quella foto sia uscita bene. E poi è molto importante anche il software che gestisce la fotocamera, perché ad esempio se il software vi gestisce male la fotocamera, voi volete mettere a fuoco un soggetto e non ve lo mette a fuoco, voi avete una foto da 8, 10, 12 megapixel dove il soggetto non è messo a fuoco. Che ci avete risolto? no, è vero, perché questa è una cosa che ti chiedevo pure io e trombevo cazzo e per farmela capire c'è voluto un po' di tempo, però poi alla fine diciamo che l'ha già capito, anche se all'inizio della live ha detto una cosa un po' a fotocamera mia 13 megapixel e ha fatto una figura in merda, perché poi questo discorso tuo lo fa, lo fa capire, no? Che i megapixel non sono tutto, non sono il metro di, È un diciamo, parametro, è uno dei tanti parametri per caratterizzare una fotocamera. Cioè, se uno ti dice io ho la fotocamera da 8 megapixel, un altro viene e dice io ho la fotocamera da 13 megapixel, non è detto che le foto della fotocamera da 13 megapixel escano meglio di quella da 8, perché ci stanno tutta un'altra serie di fattori che poi ti fanno uscire bene o no la fotografia finale. sì, comunque niente, tu le dici una cosa che ha una cosa un po' a Facebook, mi sono distratto, poi mi capirai perché stasera abbiamo fatto bene a fare questa live, che è stata una live diversa dalle solite. Io spero che non vi abbia annoiato con questi discorsi sui cellulari, perché io poi, il fatto che sono appassionato, inizio a parlare, non la finisco più. No, anzi, mi fa piacere perché abbiamo fatto una cosa diversa e mi fa piacere pure che qualcuno è riuscito a togliersi magari dubbi, come te ne via, quindi a me faceva piacere questa cosa proprio i fa sì che diciamo, pure gli altri beneficiassero dei tuoi pareri magici da questo punto di Sì, vista. Però, pareri magici è una parola grossa, però i pareri diciamo professionali, chiamiamolo così, diciamo, o passionevoli, non so come cazzo la chiamare, i tuoi pareri preziosi. Come tu le dici una cosa, però, hanno fatto pure una fasta live, però da un altro lato me ne sono pentito perché bella e buona gestione a Facebook, oramai è la terza volta che sbircio su Facebook
e vedo queste immagini veramente compromettenti. Guarda qua, non so se riesci a vedere. Ma Riesci a c'è Darwin. Cerro, vedere? allora se abbiamo proprio sbagliato serata. Purtroppo, Ora guarda, capisco anche perché ci stanno poi gli spettatori, cioè ci stanno due uomini che parlano di telefoni e poi ci sta no. Madrenatura sul canale 5. Cioè. Allora, già mi sento abbastanza vecchiotto sui miei 33 anni e poi tengo su pigiama allora già mi sento vecchio. Poi noi ci mettiamo a parlare di tecnologia quando ci stanno Madrenatura. un culo in sta maniera in da televisione, allora veramente mai Vabbè, più. però fortunatamente ci sta l'applicazione della Mediaset da cui puoi vedere i programmi anche il giorno dopo, quindi penso che 6 ore e tu domani ci andiamo a vedere la puntata che non ci siamo visti stasera. Vabbè, ma se perché c'è sta pure YouPorn, quindi alla fine. Vabbè, comunque detto questo, io faccio finta di andare a mangiare, ma mi ha capricciato Darwin, ovviamente. Poi Però tua moglie di Mazzea, però, eh. vabbè, faccio finta che Paolo Bonolis, la simpatia, no? La comicità, la cosa, la butto sulla comicità, no? Però mi ha fatto piacere veramente, a Ireland Meet sta cosa e oggi già siamo riusciti a realizzarla, magia della diretta, magia Alla della fine siamo tecnologia. riusciti a fare questo invito alla live e abbiamo perso un pomeriggio, però alla fine il risultato c'è stato. No, no, c'è stato, meno male, c'è stata, l'hanno fatta e buonanotte. Vabbè. Pier, saluti, vedi i tuoi contatti, il gruppo e tutto il resto, che è Ok. veramente una cosa utile. Allora, su Facebook Pietro Ferraro. Il gruppo si chiama Quelli che stimano profondamente Andrea Galeazzi. Sì, lo so, è lungo, magari dopo vi lascio il link sotto cioè il video che ha fatto Cerrone della diretta, vi metto il link al gruppo, chi si volesse iscrivere mi viene a trovare anche lì. E poi che più devo dare, Cerro? Pure l'indirizzo di casa, se mi vogliono spedire qualche regalo, qualche cosa di soldi, non lo so. Sì, dacci pure il tuo IBAN per tutte queste L'Iban, consegne. vi do. Facciamo una roulette, lo sai che siamo noi 2-3 euro le appariamo sicuramente per questa, per tutte queste tuoi consigli così. Vabbè, detto questo, Pietro, saluti, me la pure io alla fine, quindi ci possiamo lasciare anche insieme. No, volevo ripetere su fatto che io quasi sicuramente faccio 2 dirette ogni settimana, uno a Facebook o lunedì, pressoché più o meno, e poi una diretta così come ha fatto con Pietro, magari ripeteremo questa cosa magari fra un po' Con di tempo. madrenatura, però, mi raccomando, la prossima diretta la vogliamo con madrenatura, se no io non me la Vabbè, so. penso che sta impegnato con Ciao Darwin, ci vediamo dopo Ciao Darwin quando finisce il programma. Cerchiamo di evitarla. Vabbè, niente, ci vediamo coppa Facebook e coppa YouTube alla fine, poi ci organizziamo un po', è un po', ci hanno poco organizzato sulle date precise di questi appuntamenti settimanali. Sì. Con 2 dirette, ma uno coppa Facebook e una coppa YouTube. Questo è poco come Comunque, mi ha sempre. fatto piacere partecipare a questa live. Buonanotte a tutti quelli che ci hanno sopportati fino a quest'ora. Cioè, 21 spettatori, gli dobbiamo veramente fare una statua di Roberto Carlino da tenere in camera perché veramente eccezionali e sono rimasti dall'inizio alla fine della diretta. Mi fa piacere, mi fa veramente piacere perché vedi c'è stato, beh, ogni tanto si fa una cosa diversa, perché no? Perché ben venga, che ben vengano altri tipi di argomentazioni. Vabbè, poi Vabbè, Pietro, domani un bacione, io omaggio a Giuro che ogni volta mi grippo perché mo si è aperta un'altra no. cosa. O magari chiudi la Vabbè, live, resto solo io a fare la diretta, ti immagini? sì, ma il fosse cazzo pure fa sta cosa perché mi è uscito questo link che io ho copiato per darti a te e ora mi è rimasta questa schermata. Io non so se chiudo qua, che si chiudi, se si chiude questa schermata o si chiude proprio la diretta. Quindi sono un No, po'. prova, c'è il problema, ma al massimo faccio il monologo e vedo di chiuderla io No, dopo. no, non si è chiusa, mi raccomando, mi si è chiusa solo quella pagina, quindi ci potremmo salutare. Aiù, grazie che avete seguito la diretta, grazie a tutti quanti, Ciao ovviamente, chi ragazzi, che stanno e chi sa avere una roba, come sempre, come sempre. anzi ciao Ci ragazzi e rimane ragazze, perché ci sono anche presenze femminili in questa live. Quindi ciao ragazzi e ragazze, scusate. no, chi sono tutto, sarà pure qualche trans sicuramente, credo, quindi Ah. ciao a tutti e getti generiche. Ciao. Ciao, ci sentiamo, casomai ci sentiamo rimane con calma. Ciao.